Lunedì 23 settembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. La settimana inizia nel peggiore dei modi a Trapani. Il sindaco Tranchida ha informato la cittadinanza che oggi non sarà possibile effettuare la distribuzione dell'acqua in nessuna zona della città di Trapani. Il grave disagio è causato da un guasto alla condotta nella località bresciana che da sola rifornisce tutta la città. A Siracusa oggi nuovo appuntamento con l'Expo che precede il G7 su agricoltura e pesca che comincerà giovedì. Grande folla, grande consenso nonostante la pioggia di ieri. Francesco Aloi. La luce che illumina Ortigia, l'Expo che la mette al centro del mondo. Ieri, come sabato scorso, strade e piazze erano dei fiumi in piena, fiumi di gente, tutti con tanta voglia di scoprire e assaggiare. Qui cosa si mangia? Cosa state preparando? Abbiamo sarde e panelle e patate, tutto di Siracusa IGP. Così il pranzo della domenica, prima della pioggia pomeridiana, in molti lo hanno fatto a Ortigia, con lo street food a chilometro zero. Tutti in fila per mangiare cosa? Allora, credo salsiccia con pane e caponata. Un centro storico trasformato che piace anche ai turisti. Questa guida lo sta raccontando ad un gruppo di americani. Sono assolutamente, come posso dire, entusiasti di questo. È bello? Sì, molto bello, soprattutto per Siracusa questo evento. Mentre fuori c'era tutto ciò, al Teatro Comunale si riunivano alcuni ministri. La titolare del lavoro Calderone ha detto che dal 1° ottobre partirà la patente a punti per contrastare gli incidenti sul lavoro. Vigilanza rafforzata intorno al Besian, il velero di lusso che giace a quasi 50 metri di profondità a Porticello nel Palermitano. Lo racconta la CNN, la televisione americana, che cita fonti italiane e spiega anche il perché di questa scelta della vigilanza rafforzata. Nelle cassaforti della nave ci sarebbero segreti internazionali. Vediamo. Torna la spy story intorno all'affondamento del Bayesian, il veliero di lusso colato a picco in circostanze da chiarire a Porticello nel Palermitano, e stavolta non si tratta di complottismo e fantasiose ricostruzioni. I sommozzatori che stanno esaminando il relitto hanno chiesto una sorveglianza rafforzata nel timore che dati sensibili che sarebbero custoditi nelle casseforti del super yacht possano interessare governi stranieri come quelli di Russia e Cina. Lo hanno rivelato diverse fonti alla CNN, secondo cui a bordo del Bayesian è affondato il 19 agosto provocando la morte di 8 persone, tra cui il tycoon britannico Mike Lynch, fondatore dell'azienda di cybersicurezza Dark Trace e proprietario del super yacht. Potrebbero esserci informazioni altamente riservate legate ad alcuni servizi di intelligence occidentali. Secondo l'emittente americana, che cita un funzionario coinvolto nei piani di recupero, sul Bayesian, che giace sul fondale marino a circa 50 metri di profondità, ci sarebbero 2 cassaforti a tenuta stagna contenenti 2 hard disk super crittografati con informazioni altamente classificate, tra cui codici di accesso e altri dati sensibili. Sul fronte internazionale, intanto, la Perini, la casa costruttrice del veliero considerato inaffondabile, fa causa all'equipaggio e chiede un risarcimento da 222 milioni di euro. Abbiamo perso 4 clienti, scrivono i costruttori, per la cattiva pubblicità dovuta a un evento che non doveva accadere e del quale attribuiscono la responsabilità esclusivamente alle scelte del capitano e dei suoi marinai. Infine procede il piano di recupero della nave. Per riportarla alla luce però occorreranno almeno 6 settimane, forse anche 2 mesi. Siamo al calcio e la Catania perde la partita e l'imbattibilità stagionale. A Giuliano è finita 3-2, i rossazzurri pagano gli errori in difesa e in attacco. E mercoledì al Massimino arriva il Cerignola. Si ferma a Giuliano l'imbattibilità stagionale del Catania, che perde 3-2 tornando a casa a mani vuote e con tanti rimpianti. Errori in difesa ed in attacco indirizzano risultato e partita in favore dei campani, che devono ringraziare gli interventi del portiere Barosi. Mister Toscano sceglie Raimo sulla destra, Guglielmotti non è al top, e schiera inglese davanti con Luperini e Stoppa alle spalle. Al 12° il Catania perde Peters, che dopo uno scontro con Valdesi resta tramortito ed è costretto alla sostituzione e ai conseguenti accertamenti in ospedale per un colpo alla testa, dentro Adamoniz. Giuliano in vantaggio al 35°, un'azione manovrata sulla destra premia l'inserimento di Giorgione, che in spaccata deposita in rete.
Nella ripresa Toscano getta nella mischia Verna e Gimenez che rilevano Gherardi e Luperini. Guaini scala in difesa. Il Catania parte bene e costruisce un'ottima chance con Inglese e pareggia proprio con il neoentrato Verna che sfrutta una bella giocata di Anastasio. I rossazzurri sembrano padroni del campo e potrebbero ribaltare il match, ma Inglese prima trova un grande intervento di Barosi e poi da pochi passi manda alto, sempre di testa. Dal possibile 1-2 si passa al 2-1 per i campani che colpiscono con Giambè che sfrutta uno svarione di Anastasio. Toscano a quel punto inserisce anche D'Andrea e Montalto, ma è Balde appena entrato a firmare il tris con un tiro sotto la traversa che fulmina Adamonis. Montalto, che aveva protestato per un possibile penalty sul 2-1, conquista e trasforma il rigore che potenzialmente riapre la contesa, ma al Catania manca l'ultimo spunto nonostante gli 8 minuti di recupero e mercoledì si torna di nuovo in campo. Al Massimino arriva l'ex capolista Cerignola, caduta per mano del Potenza. Adesso gli altri aggiornamenti di oggi con i quotidiani siciliani con Emanuela Corsi. Sì, partiamo proprio dalla Catania, dalla prima pagina della Sicilia. Michele, ecco qui la foto notizia, Catania, primo stop è il titolo, rossazzurri battuti a Giuliano per 3-2, non bastano le reti di Verna e Montalto, mercoledì si torna in campo appunto con il Cerignola. Le altre notizie, intanto in primo piano il G7 dell'agricoltura a Siracusa, il ministro Lollobrigida dice rilanciare la terra, siamo un tutt'uno con l'Africa, e poi parla il presidente di Federalimentare, cibo e innovazione sono le sfide del futuro. Altri temi che troviamo oggi in prima pagina, quello degli extra profitti, un nodo caldo per il governo, la maggioranza è agitata, ipotesi prelievo solidale, ma arriva il no di Forza Italia che chiede un tavolo con le banche. Per quanto riguarda la politica italiana, caos 5 Stelle, scontro tra follower, Di Maio, Grillo e Conte, lotta di potere. E poi si torna a parlare del caso San Giuliano, Boccia sui social che dice non ho paura, presto andrà in procura. Vediamo altre notizie invece che riguardano la Sicilia. Intanto oggi c'è un'intervista, lo vediamo anche sulla prima pagina della Sicilia, all'amministratore delegato di SAC Torrisi che parla del futuro di Fontanarossa, nuove rotte e cantieri, privatizzazione, nessuno stop. E poi il Baesian, come abbiamo sentito, costruttori dello yacht citano la vedova, e poi c'è questo giallo sui documenti nella cassaforte che si trova ancora all'interno del relitto. A Lampedusa 1000 migranti in 2 giorni, riprendono gli sbarchi. A Palazzo Chigi subito un vertice sui flussi. E poi invece strutture, privati e contratti al palo, sciopero nazionale e sit-in a Palermo. Andiamo a vedere ancora qualche notizia. Per quanto riguarda la cronaca c'è questa che arriva da Catania, travolto da uno scooter 7 mesi fa, è morto. E poi a Ramacca, schianto sulla statale 284, muore un ragazzino di 15 anni. Sempre a Catania, è anche divertente questa, è evaso dai domiciliari, ha detto perché mi mancava l'aria, quindi questa è stata la motivazione che ha fornito. Andiamo a vedere all'interno della Sicilia. Valorizzare l'intera filiera per rilanciare l'agricoltura. Questo è l'obiettivo del ministro Lollobrigida a Divinazione Expo 24 che precede appunto il G7. Torniamo ad essere un tutt'uno con l'Africa. E poi dicevamo, come abbiamo visto in prima pagina, l'intervista al presidente Mascarino di Federalimentare che parla di innovazione, cibo sicuro sono le sfide globali, traccia la rotta dell'industria alimentare, bisogna investire su ricerca e tecnologia. E poi ieri è stata la giornata di diversi ministri, tra cui Pichetto Fratin, che vediamo appunto sul palco a Siracusa, e anche del ministro Urso, che ha premiato le eccellenze del Made in Italy. I riconoscimenti sono stati assegnati all'astronauta Walter Villadei, al produttore di vini Piero Antinori e a Marina Valensise. Ieri appunto questa premiazione sono stati il ministro Lollobrigida e Adolfo Urso a
consegnare questi premi. Baesian, scontro sui risarcimenti, nuova querelle sullo yacht affondato a Porticello con i costruttori che citano la vedova dell'armatore, ma l'atto sarà ritirato. E poi c'è questo giallo dei dati sensibili che sono custoditi nelle cassaforti. Dicevamo c'è ancora il tema dei migranti che torna ad essere vivo perché ci sono oltre 1000 persone sbarcate in 48 ore. Vertice a Palazzo Chigi sul decreto flussi. E poi l'altra notizia importante di oggi, il nuovo Fontanarossa, parla l'AD Torrisi, nuove rotte e tanti cantieri, così Fontanarossa cambierà pelle. Quest'anno 12 milioni di passeggeri, infrastrutture, $500 milioni di investimenti, privatizzazione, finito il lavoro degli advisor col via libera dei soci, fase operativa entro il 2024. Tra le novità possiamo segnalare questa, il volo diretto Catania-New York, impatto straordinario sul turismo del sud-est, non serve più la nuova pista, non è così, ma ci sono altre priorità, questa la risposta di Torrisi. E poi potenziamento del Terminal A e nuovo Terminal B, i progetti per Comiso, 70 milioni che arrivano dal governo Schifani. Questo CDA, dice Torrisi, rispetterà il mandato fino alla fine. Sgradito a certa politica, allergico alle indebite pressioni, poi per quanto riguarda certe polemiche che ci sono state nel corso di questi anni. Vediamo la prima pagina della Sicilia di Catania, via Etnea, un miracolo all'alba, questo è il titolo. Un capitello si è staccato dalla facciata di Palazzo Cilestri e ha sfiorato un operatore ecologico, tanta paura. È l'area transennata, ma a pericolo scampato è lecito pensare a quel che poteva accadere in un altro momento appunto della giornata, quando magari ci sarebbero state molte più persone. In via Plebiscito un uomo era stato travolto da uno scooter a febbraio. È morto dopo 7 mesi, lui è il maestro di karate Carmelo Sant'Angelo, morto sabato dopo una lunga degenza, prima in ospedale e poi in una casa di cura. Maestro di karate, dicevamo, giornalista, poeta, scrittore e anche attore, era una persona molto stimata in città. Cos'era successo? Lui stava attraversando la strada per salire sulla sua auto parcheggiata quando uno scooter senza assicurazione ad alta velocità lo ha preso in pieno. La vittima ha perso molto sangue e l'urto gli ha causato danni cerebrali, purtroppo non ce l'ha fatta. Ieri a Catania, prima domenica del Lungomare Fest, che piace sempre di più ai catanesi, e poi c'è questo annuncio: Mattarella a ottobre sarà in città. Festa di sport, leggiamo nel Lungomare liberato dalle auto, con la notizia della visita del Presidente appunto della Repubblica. Poi vediamo un'altra notizia di cui si è parlato tanto tempo fa e adesso si ritorna a parlare di questo, sia il congedo mestruale per le studentesse del convitto Cutelli. La modifica al regolamento d'istituto è stata proposta dal collettivo Volta ed è stata approvata dalla Presidenza. Si tratta del primo convitto in Italia ad approvare una norma di questo genere basata sul modello spagnolo. Andiamo a vedere anche gli altri quotidiani, la prima pagina del Giornale di Sicilia che apre con la grana dei forestali, una grana da 800 milioni per la regione, a tanto ammonta la cifra che dovrebbe appunto versare come indennizzo agli stagionali. La mano tesa dei sindacati: siamo pronti a trattare ma devono essere stabilizzati. Il ricorso eccessivo a contratti a termine rischia appunto di costare tanto alla regione dopo la procedura di infrazione che è stata aperta da Bruxelles. Poi vediamo ancora sit-in alla presidenza della regione, Ast protesta per le linee affidate ai bus privati. Ancora il G7 a Siracusa, agricoltori in crisi nera, polemiche contro l'Unione Europea, dure critiche alle politiche comunitarie inadatte alla realtà dei cambiamenti climatici.
E poi vediamo nel taglio centrale il calcio, qui i rossoneri, il Milan in Serie A che vince il derby, Pulisic e Gabbia nel finale piegano l'Inter, il Milan vince 2-1. Per quanto riguarda la Serie B, il Palermo che ha giocato sabato non scatta l'effetto Barbera, niente vittorie da febbraio. E poi per la Serie C il Trapani in casa ancora inceppato, finisce pari con la Juve Next Gen. Altre notizie, vediamo nel taglio basso l'autosbanda, morto a 15 anni, tragedia a Ramacca, l'incidente all'alba dopo una notte nei locali, feriti 3 giovani. Nel catanese ci sono stati altri 2 scontri e a Caltanissette invece maxi sequestro per fatture false, sigilli a beni per 4 milioni di euro. Uno stupro fallito e 3 accoltellati, raffica di casi di violenze a Palermo, una giovane sfugge al tentativo di abusi, raid alla Zisa, alla Vucciria e vicino a Villa Sofia. Questi gli ultimi casi di violenza nel capoluogo siciliano. La Gazzetta del Sud, anche qui l'apertura è dedicata ad Expo, da Siracusa i piani di rilancio, gli investimenti nel settore agricolo annunciati dal ministro Lollobrigida durante Expo che precede appunto il G7. Il gruppo Acea, che è un gruppo industriale leader nel settore idrico, stanzia oltre 4 miliardi di euro per il comparto appunto. 2 fotonotizie nel taglio centrale, intanto lo vedremo meglio tra poco nella cronaca nazionale. Crolla palazzina vicino a Napoli, muoiono 2 fratellini e la madre. Questa tragedia è accaduta a Saviano, sotto le macerie anche la nonna dei bimbi. E poi una guerra tra clan a Molfetta, sparatoria in un locale, uccisa una ragazza di 19 anni. Vediamo le altre notizie. Da Patti alle Eolie, trasporto sangue con i droni, cominciano i test. E poi questo giallo che arriva da Patti, urna funeraria lasciata in un bar, mistero e indagini. Ancora a Messina, le sostanze tossiche nell'ex birrificio, prima relazione trasmessa in procura ed esami approfonditi di ASP e di ARPA, il blitz di polizia locale e vigili del fuoco, come leggiamo. Vediamo ancora nel taglio basso la guerra in Medio Oriente, Netanyahu ancora invita a Gaza la metà degli ostaggi israeliani, Hezbollah risponde ai raid con 150 missili, Tel Aviv sta indagando sulla possibilità che Sinwar, leader di Hamas, sia morto. E poi per quanto riguarda il calcio, la Serie A, un grande Milan che conquista il derby, i rossoneri rinascono con un gol di Gabbia all'88esimo che stende l'Inter, ma c'è la bufera alla Roma, la Roma che vince contro l'Udinese, si dimette la D greca che era sotto scorta per le minacce della tifoseria. La vediamo qua, Lina Suloku, ex manager appunto della Roma, costretta a lasciare per le minacce che subiva dalla tifoseria. Vediamo all'interno velocemente qualche approfondimento. L'agricoltura, da Siracusa i piani di rilancio, cruciali gli investimenti ma anche la riduzione del tasso di illegalità e lavoro nero. Acea stanzia 4,7 miliardi di euro entro il 2028 per interventi nel settore dell'acqua. Li ha esposti ovviamente questi dati il ministro Lollobrigida durante la seconda giornata dell'Expo Divinazione 2024 che precede il G7. Qui vediamo la foto di Giorgia Meloni che era presente chiaramente all'inaugurazione di sabato pomeriggio. E ancora vediamo altre notizie. Il ponte. Si torna a parlare del ponte sullo Stretto all'interno della Gazzetta. Al lavoro la commissione via VAS. Già nei prossimi giorni sarà esaminata la corposa documentazione trasmessa dalla Stretto a integrazione delle 239 osservazioni che ha fatto appunto la commissione. WeBuild intanto rilancia il piano occupazionale a Messina in Sicilia. Partono a ottobre i nuovi recruiting days e il gruppo è diventato il primo al
mondo nel settore acqua infrastrutture. Qui vediamo la foto del primo appunto degli incontri Recruiting Days per dare occupazione con questa importante infrastruttura che riguarderà appunto Sicilia e Calabria. Bene, per il momento ci fermiamo qui con la rassegna stampa, tra poco quella dei quotidiani nazionali, ma intanto ci colleghiamo per quanto riguarda il traffico con la polizia stradale. A Enna c'è con noi in diretta il sovrintendente della polizia stradale Dario Martello. Buongiorno, benvenuto, a lei la parola. Buongiorno a voi dal compartimento stradale Sicilia Orientale. Bene, vediamo subito la situazione attuale. Abbiamo sulla tangenziale di Catania, dallo svincolo di San Giorgio fino ai paesi etnei, traffico intenso causa lavori. Oggi, da oggi fino a cessate esigenze in A20, abbiamo il divieto di transito per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate tra lo svincolo di Pasti e Brolo. Ecco, i veicoli che sono costretti ad uscire dall'autostrada percorreranno la strada statale 113, quindi tra Patti e Brolo, creando non qualche piccolo problema ovviamente sulla viabilità minore. Consigliamo per questi veicoli che devono recarsi sul capoluogo palermitano o viceversa di percorrere l'autostrada, quindi A18 Messina-Catania e di seguito la Catania-Palermo. Catania-Palermo, dove comunque troveremo sempre lo svincolo di Enna chiuso, e quindi per chi deve recarsi al capoluogo ennese l'ultima uscita consigliata è lo svincolo di Molinello. Inoltre segnaliamo sulla Catania-Siracusa e Siracusa-Modica abbiamo un evento che è l'Expo per l'agricoltura e pesca, quindi anche su questa viabilità potremmo trovare qualche ripercussione per quanto concerne il traffico. Ricordiamo inoltre, e si raccomanda la massima prudenza, ai veicoli che abbiamo in sosta sulle corsie di emergenza dell'autostrada. Sono spesso situazioni che creano incidenti stradali e quindi facciamo particolare attenzione. Ribadisce il non utilizzo del cellulare durante la guida. Dalla polizia stradale del compartimento Siria Orientale è tutto, buon viaggio. Grazie al sovrintendente Martello, raccomandazioni molto importanti queste ultime in particolare, e poi tutte le informazioni che abbiamo avuto in diretta sul traffico nella Sicilia orientale. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco alla rassegna stampa dei quotidiani nazionali. State con noi, vi aspettiamo. Buongiorno Sicilia, prima di restituire la linea a Emanuela Corsi per la rassegna stampa nazionale vorrei ricordare che tra poco discuteremo di un tema che divide un po' la città di Catania, il futuro degli archi della Marina. Ci saranno degli esperti, sentiremo le loro opinioni. A te Emanuela. Sì, ripartiamo adesso con i fatti nazionali e internazionali con il Corriere della Sera. Vediamo l'apertura è dedicata al Medio Oriente, battaglia Hezbollah-Israele, dubbi sulla sorte di Sinwar, il comandante italiano in Libano, scenari imprevedibili, pioggia di missili dei miliziani, ora la resa dei conti, ma Netanyahu dice capiranno il messaggio. Si parla anche di Open Arms, gli insulti ai PM e l'equilibrio che non c'è più dopo il caso appunto che vede coinvolto il ministro Salvini. Nel taglio centrale il Milan, che felicità, il derby del riscatto, Inter battuta 2-1, Roma si dimette, la D dopo le minacce, ma vediamo le altre notizie soprattutto di politica e di cronaca. Intanto le regionali in Germania, in Brandeburgo, l'SPD, il partito di Scholz, resta prima davanti all'FD, che sarebbe il partito di destra, e Scholz resiste. A Napoli, per la cronaca, 3 vittime, dispersa la nonna, il boato e il crollo della palazzina, una famiglia distrutta pare per una fuga di gas. Andiamo a vedere all'interno del Corriere della Sera appunto cosa sta accadendo in Medio Oriente. Hezbollah apre la resa dei conti, Israele dubbi
dubbi sulla sorte di Sinwar, il vice di Nasrallah, vendetta in corso, razzi sino ad Haifa, ma Netanyahu dice capiranno qual è il messaggio. E poi a Ramallah, vediamo, città del palestinese in Cisgiordania, l'irruzione in diretta TV, stop dei soldati alla TV Al Jazeera. Ancora a pagina 3, sempre del Corriere, vediamo il generale Messina che parla di scenari imprevedibili, i piani della missione aggiornati di continuo, violazioni costanti, dice lui, la Blue Line è deserta. Ancora, siamo sempre sul Corriere, 2 casi di cronaca, oltre al crollo della palazzina si parla anche di questo giovane che ha perso la vita per aiutare una donna che veniva rapinata. La donna rapinata parla al Corriere, dice: se io non avessi urlato Giacomo, questo è il nome del giovane, Giacomo Gobbato che vediamo in questa foto, sarebbe vivo. È accaduto a Mestre, il tormento di Carmen, sono devastata dal senso di colpa. Ma l'uomo che ha aggredito questa donna e che poi ha ucciso questo giovane è protagonista di una seconda aggressione che è stata ripresa con un telefonino dal balcone da una persona. E qui vediamo nella prima foto in alto, era una donna giapponese che ha iniziato ad urlare con questo clochard, appunto, che cercava di rubarle la borsa. La donna che cerca di scappare, un cittadino ha filmato dall'alto l'uomo che appunto minacciava sempre con questo coltello e poi ha rincorso un'altra donna per rubarle la borsa poco dopo aver ucciso Giacomo. Un altro caso di cronaca, dicevamo, una guerra tra clan, l'agguato del clan, uccisa una ragazza a 19 anni. Gli spari sono avvenuti in un locale sul mare a Bari. La ragazza centrata da un proiettile, tra i feriti il nipote di un boss. Questa è la giovane che ha perso la vita, si chiama Antonella Lopez, nipote tra l'altro di Ivan Lopez, morto in un agguato sempre a Bari 3 anni fa. Antonella, gli amici, il lavoro al bar e una famiglia segnata dalla mafia, il legame con lo zio appunto che è stato freddato nel 2021. La Gazzetta del Mezzogiorno apre proprio con questa notizia. Gomorra in una discoteca, scrive, sparatoria a Molfetta tra rampolli dei clan, uccisa una 19enne barese. Poi ci sono le analisi dei giovani violenti, l'educazione è l'unico antidoto e poi c'è un altro tema, quello dell'aggressione ai medici, urge cambiare. Per quanto riguarda il caso di questa sparatoria, i sogni di Antonella e lo zio ammazzato nella faida mafiosa, tra i feriti il nipote del boss di Giapigia, caos all'ospedale. Vediamo adesso la prima pagina di Repubblica. Meloni che dopo aver presenziato all'inaugurazione dell'Expo a Siracusa è volata in America. I regali di Meloni a Musk. Oggi il miliardario celebrerà la premier a New York. Intanto in Italia una legge sullo spazio apre un varco per Starlink. Dalla Casa Bianca filtra la delusione per il feeling della leader di Fratelli d'Italia con il proprietario di X, alleato di Trump, contro Harris. E poi sempre nel sommario di Repubblica vediamo la maggioranza che si divide sul prelievo alle banche. Per Forza Italia si tratta di un errore. Nel taglio alto invece il campo largo che piace soltanto agli elettori del PD. Elly Schlein, oggi intervistata da Repubblica, dice l'alleanza si farà sui temi. Vediamo di spalla Brandeburgo, l'SPD per un soffio ferma l'ultradestra, crollo ZDU e Verdi. Questo per quanto riguarda le regionali in Germania. Serie A, anche qui si celebra il Milan che strappa il derby per 2-1 e beffa i nero-azzurri. Andiamo a vedere all'interno in primo piano le sfide globali. Dietro l'intesa Meloni-Musk ci sono gli interessi su spazio e internet. Oggi il miliardario celebrerà la premier a New York, mentre in Italia si aprono varchi per le aziende della sua galassia. La nuova legge sul
sull'industria aerospaziale può aiutare Starlink e i ritardi europei sui satelliti fanno crescere il ruolo di SpaceX. L'alleanza può essere usata da Roma per allentare i legami con la Francia, e qui vediamo appunto la foto di Meloni che abbraccia Elon Musk, un'amicizia che fa storcere il naso a qualcuno, soprattutto in America. E poi retroscena, Giorgia promette un aiuto su X, ma l'abbraccio con i filo Trump irrita appunto i Dem e la Casa Bianca. La Presidente del Consiglio sosterrà il social contro le richieste di Bruxelles, colloqui con i manager di Google e OpenAI. Vediamo un'altra notizia che ho preso da Repubblica. Si parla tanto in questi giorni della figura di Al-Fayed Senior, che sarebbe stato uno stupratore seriale. Salite a 150 le denunce appunto contro il magnate, boom di testimonianze ai tempi della storia tra Dodi e Diana. Ricordiamo, Dodi era il figlio appunto di Al-Fayed, che aveva questa relazione con Lady Di, era stata allertata anche la famiglia reale. E poi a Molfetta, lite in discoteca con sparatoria, uccisa una 19enne, colpita per errore, ferito il nipote di un boss, forse il vero obiettivo di questa sparatoria, 2 sospettati sotto torchio. Il sindaco adesso annuncia metal detector nei locali perché dice non si può andare armati in una serata in discoteca. Vediamo la stampa. La stampa di oggi. Allora, intanto Medio Oriente, catastrofe vicina, l'allarme dell'ONU, il Libano diventerà una nuova Gaza, e poi il giallo della morte del capo di Hamas nella striscia di Gaza. Sinwar potrebbe appunto essere deceduto. Pioggia di missili di Hezbollah fino a Nazareth, tensione alle stelle. Al confine chiudono scuole e università. E poi qui c'è una foto anche abbastanza forte, vite mutilate, questo è il titolo, reportage dall'ospedale che cura i bambini palestinesi feriti, e queste sono poi le conseguenze appunto di quello che sta accadendo. Cambia il condono, più breve e sconti ridotti. Il governo riscrive l'emendamento sulla sanatoria. Meloni vede Musk, devi venire a investire in Italia. E poi 100 euro alle famiglie sono un aiutino iniquo. La proposta del governo di dare 100 euro netti nella 13ª, però non piace soprattutto alle opposizioni. L'inchiesta, si torna a parlare del caso San Giuliano, Boccia, foto fake e telefonate, ecco il metodo Boccia, perché non è chiuso ancora il caso San Giuliano, continuano ad emergere altri dettagli su questa vicenda, sulla loro liaison, ma anche su quelle che poi sarebbero state le ripercussioni dal punto di vista politico e governativo. Oggi il via al processo a Filippo Turetta. Giulia, se Turetta rinuncia a dare battaglia in tribunale. Grande assente sarà proprio lui, l'imputato che ha ucciso la fidanzata. Vediamo nel tempo anche qui. Giulia e il processo senza Turetta. Oggi in aula l'omicidio Cecchettin, non ci sarà l'imputato. Andiamo a vedere altre prime pagine. Intanto Libero. Con il voto in Germania, scrive la crisi nera della Germania, Scholz che si salva per un soffio, la destra di AfD arriva al 30% e sfiora il sorpasso sui socialisti, crolla la CDU e la reazione al collasso dell'industria e alle politiche dell'Unione Europea. E poi vediamo la crisi, lo scontro nei 5 Stelle, gli ebrei d'Italia, Conte, frasi pericolose. Vediamo anche il Messaggero. Anche qui
in alto troviamo le regionali tedesche, l'SPD senza Scholz evita il sorpasso della destra, voto in Brandeburgo, AfD seconda, cancelliere tenuto fuori dai comizi, ma si parla anche dei raid in Libano e missili su Haifa, Israele Hezbollah, prove di guerra, le voci sull'uccisione di Sinwar. E poi l'apertura invece dedicata alla manovra, si tratta con le banche il nodo degli extra profitti che divide il governo, Forza Italia fa muro, Fratelli d'Italia dice niente di deciso, l'ipotesi di contributi volontari. Oggi la revisione dell'Istat, dall'aggiornamento del PIL atteso 1 miliardo in meno di deficit. E poi per quanto riguarda la cronaca, appunto questa tragedia che arriva da Napoli, crolla una palazzina, la mamma e 2 figli che restano sotto le macerie e perdono la vita, fuga di gas, grave il padre, salvo il fratellino di 2 anni, dispersa invece la nonna. Il Giornale, vediamo extra profitti, tasse e polizze, il piano del governo, il sottosegretario Durigon, niente prelievi ma i gruppi diano un contributo, i grandi gruppi. E poi si torna a parlare di questa proposta di Musumeci sulle assicurazioni delle case, no all'obbligo. Bene, grazie a Emanuela Corsi per la rassegna stampa. Il futuro degli archi della Marina a Catania, voi cosa ne pensate? Fra pochissimo i nostri ospiti dibatteranno di questo, ma prima di tutto vediamo che tempo fa. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo instabile nella giornata di lunedì principalmente al centro-nord con il ritorno delle piogge purtroppo anche nelle aree alluvionate. Fenomeni fortunatamente non così intensi come quelli dei giorni passati. Al sud non mancheranno ampi spazi soleggiati, anche sulla Sicilia infatti splenderà il sole, salvo per qualche nota instabile sulle coste settentrionali. Temperature massime che saranno ancora stabili con valori compresi tra i 24 e i 27 gradi, clima infatti gradevole nelle ore centrali. Nel corso della giornata di martedì splenderà ancora il sole infatti prevalente sulla Sicilia, salvo per qualche residua nota instabile che potrà interessare il messinese. I venti ancora deboli con mari calmi o poco mossi e temperature massime che si aggireranno intorno ai 27-28 gradi. Racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Il futuro di Catania, uno dei punti dei quali si discute di più in questi giorni, sono gli archi della Marina. Abbatterli, conservarli, integrarli dentro un nuovo progetto. Ne parleremo con i nostri ospiti, Mauro Scaccianoce, presidente degli ingegneri di Catania, Antonello Biriaco, past president della Confindustria di Catania con delega al porto, e collegato con noi c'è l'architetto Giancarlo Leone. Buongiorno a tutti, benvenuti. Grazie. Per introdurre l'argomento guardiamo il servizio di Tonino De Mana. Il dibattito è aperto. Archi della Marina sì, archi della Marina no. Dopo la presa di posizione del sindaco Trantino, che a titolo strettamente personale si è detto favorevole all'abbattimento con il mantenimento però di una parte sopra la pescheria come memoria storica, abbiamo sentito il parere di catanesi e turisti. Da un lato sembra allettante il rendering senza gli archi, con la restituzione del mare ai cittadini, dall'altro l'aspetto storico e nostalgico che fa pendere l'ago della bilancia verso il no, con una netta prevalenza di contrari. Qui c'è la storia di Catania, quindi io sono contrario, ma credo che sono contrari tutti i catanesi. Ma no, non è una cosa che è inammissibile per Catania, è una cosa proprio, un monumento storico che ha una vita che è qua, non si può togliere assolutamente.
Contrario, perché questa è una storia che ci sono qua. Ma poi nasce così Catania e così deve restare. No, abbattimento no. Immagina una Catania senza archi. Finivo il centro storico. C'è chi invece si mostra favorevole all'abbattimento. Sì. Perché? Perché Catania è una città di mare, ma il mare non si vede completamente. Questo turista olandese è su due cuori. Secondo me lasciare stare. Il sindaco Trantino ha detto che Catania deve pensare al modello Barcellona. Lei è stata a Barcellona e allora cosa ne pensa? Barcellona è molto ampio, che senso che ha una bella vista, no? sul mare. Solo chiacchiere e niente di concreto, tanto gli archi... Non si abbatteranno mai questi archi. Perché? Chi è che vuole abbattere questi archi? Sicuramente già lo sa che non si possono abbattere. Nel nuovo piano regolatore del porto sono previste opere per 1 miliardo con le ferrovie dello Stato coinvolte, visto che prima di abbattere gli archi bisognerà interrare la linea ferroviaria che collega Catania a Siracusa. Chiariamo subito che il sindaco ha detto che la decisione dovrà aspettare i cittadini, quindi vedremo in che forma il sindaco Trantino deciderà di coinvolgere la cittadinanza. Ma come abbiamo visto da questa nostra Vox, da questa nostra piccola inchiesta informale, i catanesi sono fondamentalmente contrari. La vostra opinione qual è? Mauro Scaccianoce, presidente degli ingegneri. Intanto è corretto quello che dice il sindaco, cioè che la città dovrà decidere e dovrà decidere con gli strumenti che la norma ci mette a disposizione. A brevissimo avremo, perché è stato depositato già in giunta il PUG, cioè il piano, l'ex piano regolatore, che affronta il tema del waterfront. Waterfront sarebbe il lungomare. Il lungomare. Cioè, lì parleremo di come, di alcune cose che siamo certamente tutti quanti d'accordo, cioè che il mare deve essere restituito alla città, che Catania si deve aprire al mare, che il porto si deve aprire alla città. Sulla base di questo e con la conferenza urbanistica che approverà il PUG e poi eventualmente il piano attuativo, vi saranno gli strumenti per ragionare sui progetti, perché lì parteciperà la città, parteciperà chi ha gli interessi, e cioè gli ordini professionali, le associazioni, e lì ovviamente ci sarà un dibattito. Quindi bisognerà aspettare un po' l'umore e l'opinione della città. Senza pregiudizi. Lei è d'accordo, Biriaco? Allora, direttore, noi proprio qualche giorno fa abbiamo avuto un incontro nella sede di Confindustria col presidente dell'autorità portuale, il sindaco, il nostro presidente, la dottoressa Busi Feruzzi, proprio sul tema del piano regolatore e nel piano regolatore del porto entrano assolutamente anche gli archi. Io sono convinto di una cosa, che il vero waterfront, restituire il mare ai cittadini, passa dall'abbattimento degli archi della Marina. Dobbiamo essere convinti, non ci dobbiamo innamorare del passato, ma dobbiamo essere capaci di vedere una città e un mare, soprattutto un porto, modello Barcellona, modello effettivamente di restituire quella che è stata sempre per Catania la vera città marina e il vero porto inserito nella città. Noi abbiamo una grande fortuna, il porto di Catania è quasi in Piazza Duomo, no? I crocieristi scendono, visitano subito, sono capaci di visitare subito la città. Il vero piano regolatore, che vede tanti punti importanti come un hub per i grandi yacht, una vera restituzione di quello che è anche la fruizione dei catanesi al porto, che attualmente non c'è perché i catanesi non usufruiscono del porto, passa assolutamente almeno da una parte dell'abbattimento degli archi. Questa è la posizione della Confindustria attuale? Sì, anche? È la posizione, questo sì, che va nella direzione sempre di un'assoluta interlocuzione con le parti attive della città, perché assolutamente, ma non è una condizione che scaturisce da una vera e propria consapevolezza che bisogna dare una svolta a quello che è l'ingresso del porto e della città. L'architetto Leone, che è collegato con noi, al quale torno a dare il benvenuto, ha disegnato un progetto un po' diverso. Ce lo illustra lei? Buongiorno a tutti, innanzitutto spero che il collegamento sia stabile, innanzitutto anche buongiorno al Presidente Scaccianoce e a Antonello Biriaco. Il suo progetto? Allora, ma io
il mio non è un progetto, il mio è un discorso un po' più ampio, cioè io ritengo che le città non si governano cercando le soluzioni ai singoli problemi, perché una soluzione risolve un problema ma ne genera un altro. Credo che le città si governino attraverso le strategie. Allora, se è vero che si vuole restituire la città al mare e il mare alla città con la demolizione degli archi della Marina, anche lì ci sarebbe da aprire una piccola parentesi, perché già negli anni 90 l'urbanista Cervellati aveva proposto di fare riportare il mare sotto gli archi della Marina, quindi in realtà diciamo questo tipo di proposta d'abbattimento va sì o no, ma il punto non è questo. Il punto secondo me è che se si vuole restituire la città al mare, contestualmente a un eventuale abbattimento degli archi della Marina andrebbero abbattuti, passatemi il termine, quell'edificio che ha interrotto e interrompe l'asse che va da Piazza Stesicolo alla stazione centrale, quindi Corso Sicilia, perché quello è il primo esempio, anzi il secondo esempio di negazione del mare da parte della città. Andrebbe inoltre, secondo me, non costruita la cittadella, la nuova cittadella giudiziaria. Se è possibile, avevo dato alla regia alcune foto, se è possibile mostrarle. Sì, ne abbiamo vista già una, in sostanza... Sì, no, vorrei fare vedere questa qua. Questa è un'occasione da non perdere, se è vero che c'è una strategia. Per questo parlo di strategia, perché un singolo episodio non è niente, bisogna governare con una strategia. Allora, se si vuole restituire il mare alla città, questa è un'altra occasione, cioè è non voltare le spalle ed è dare questa terrazza sul mare ai catanesi. Va bene, grazie. Volevo sentire, velocemente, abbiamo pochi minuti, la prego. Sì. Nella strategia diciamo rientra il fatto che tutta una serie di interventi non devono mai più voltare le spalle al mare. Un piccolo esempio è quell'atto-scena in luogo pubblico che è la scala di emergenza del Teatro Bellini, che è uno dei più bei teatri d'Italia, il quale intervento ha trasformato un prospetto laterale che dava sul mare, in un retro di un teatro, quindi voltando ancora una volta le spalle al mare. Allora il succo vogliamo restituire, facciamo questi interventi. Non commettiamo questi errori. Torniamo all'immagine con quella discesa a mare. Vorrei sentire, per chiudere, il parere dei nostri due ospiti in studio. Mi fate la seconda, per favore. E su quella vorrei sentire Mauro Scaccianoce, che è il presidente degli ingegneri. Questo, che gliene pare? Allora, io credo che velocemente faremo presto, organizzeremo un workshop con un invito a tutti i professionisti, perché mettono in campo dei progetti che prevedono anche l'integrazione o anche l'abbattimento, perché concordo con l'architetto, la strategia di una città va fatta in maniera complessiva e le scelte vanno fatte sui progetti. Ogni progetto ha dei pro e dei contro, non bisogna ragionare di pancia, ma bisogna ragionare. Quindi, ovviamente senza nessun pregiudizio Lei sarà sull'abbattimento. favorevole, Biliego? Sì, assolutamente Rivediamo un d'accordo. attimo, Condivido, c'è quella discesa in sostanza. Condivido assolutamente quello che ci ha prospettato l'architetto Leone, che va assolutamente, Giancarlo, che va nella direzione di quello che noi immaginiamo, una visione complessiva, direttore, di quello che Catania. Bisogna avere anche il coraggio di alcune scelte che diventano importanti, laddove tutto quello che prima andava bene, il mondo corre a una velocità che è assolutamente forte, e noi dobbiamo essere capaci di raccogliere questi inviti e queste opportunità. Bene, ci fermiamo qui provvisoriamente, naturalmente vedremo gli sviluppi di questo dibattito, interessanti i progetti che ci ha presentato l'architetto Leone, anche se lui dice non sono veri e propri progetti, ma belle immagini. Grazie architetto per essere stato con noi, grazie al dottor all'ingegnere
Scaccianoce e al presidente direttore. Biliaco, past presidente della Confindustria. Tra poco parleremo di transizione energetica, tema di grandissima attualità, vedremo di metterlo un po' in concreto, cercare di capire concretamente che cosa si può e si sta facendo in Sicilia con un ospite. State con noi, breve pausa, ci rivediamo fra pochissimo. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parliamo della prima fiera dell'energia pulita, ha un nome un po' inglese, Hey Sun, Ciao Sole, se ne parla Nino Di Cavolo che è il presidente di Sicilia Fiera, perché proprio presso il polo fieristico di Sicilia Fiera a Misterbianco, da mercoledì a venerdì è in programma questo grande evento del Sud, dove si parlerà di tutte le, come dire, i cambiamenti in vista, solare, fotovoltaico, eolico, geotermico, idrogeno, agrovoltaico, mobilità elettrica, cogenerazione, città sostenibile. Mamma mia quanta roba! Ecco, e la Sicilia è il luogo giusto per tutto questo. La Sicilia risulta essere oggi la protagonista, ha un ruolo molto importante la Sicilia oggi nel mondo della transizione energetica. Perché? Perché la sua posizione strategica porta ad essere al centro del Mediterraneo, quindi logisticamente ben posizionata. Quindi nell'Europa riesce ad avere il suo punto, diciamo, di forza per quello che è poi la produzione solare. E poi molto esposta al sole, l'abbiamo visto purtroppo fin troppo esposta al sole, come abbiamo visto con un po' la crisi della siccità e crisi. Abbiamo avuto qualche crisi della siccità che è stata dovuta appunto per il troppo irraggiamento solare, quindi l'evaporazione dell'acqua anche sulle dighe che abbiamo in Sicilia, che hanno avuto una grande crisi d'acqua e quindi li troviamo vuote. Quindi in questa fase di crisi idrica anche le rinnovabili soffrono? No, le rinnovabili non soffrono, le rinnovabili producono e producono in maniera più importante, però l'agrivoltaico può essere un momento importante per poter parlare di siccità e produzione energetica, perché l'agrivoltaico, quindi tutti quei campi che possono essere poi domani mattina dotati di impianti agrivoltaici, possono sì produrre energia fotovoltaica, ma contemporaneamente non creare l'irraggiamento, quindi a tutto quello che c'è sotto, e preservare la troppa evaporazione, quindi l'evaporazione dell'acqua automaticamente dal terreno. E questo è l'agrivoltaico? Che vuol questo dire è l'agrivoltaico, esattamente. L'agrivoltaico sono delle strutture molto più alte della normale struttura che noi vediamo regolarmente in giro, dove sopra si mettono dei pannelli fotovoltaici, quindi chi è il contadino riesce a produrre e comunque a mantenere la sua azienda per la produzione, non solo per la vendita, alla cessione, diciamo, dell'energia elettrica alla distribuzione. E sotto? Sotto invece può fare varie coltivazioni, ci sono varie coltivazioni che vengono... Quindi sopra i pannelli, sotto esatto. coltivazione. Io cosa faccio? Nel frattempo che produco energia, sotto produco quello che possa essere la mia piantagione, ma non solo, nel momento in cui io durante i periodi estivi faccio l'irrigamento regolare, lo preservo, non dandogli l'immediata irraggiamento del sole, la preservo dal far seccare poi la terra. Stiamo vedendo alcune immagini di come si costruiscono come dire, le nuove tecnologie più avanzate nei campi anche siciliani. Volevo chiederle una cosa, poi parleremo magari più dettagliatamente, anche se rapidamente, delle diverse possibilità. Voi consentite l'accesso facile anche agli studenti, per esempio, a questi 3 giorni della Fiera dell'Energia Pulita a Misterbianco? Sono state coinvolte molte scuole, sono state coinvolte per un motivo principale. Noi siamo stati assegnatari della Mobility Day, è un evento che organizza la Commissione Europea, e da noi il Mobility Day arriva e fa tappa per sensibilizzare le nuove generazioni giovani alla mobilità elettrica. E quando sarà il 25 ci saranno proprio presenti. Mobility Day, Esatto, organizzato proprio dalla Commissione Europea, quindi arriverà la Commissione Europea da noi a fare questa giornata coinvolgendo tutte le scuole. Ci saranno circa 300 studenti che arriveranno il giorno 25, dove li sensibilizzerà per tutta la parte della mobilità elettrica. A proposito di mobilità
mobilità, voi agevolate l'accesso poi alla fiera, è vero? Attraverso il metro, la metro di Catania. In questi giorni c'è stato un video che è ribaltato un pochettino sui social, dove io appunto spiego come da piazza Stesigoro, quindi il collegamento facile dal centro città alla fiera, da piazza Stesigoro, da qualsiasi fermata della città di Catania, prendo la metro, arrivo alla fermata Montepo Sicilia Fiera, scendo e troverò delle navette brandizzate ai SAN, grazie a una collaborazione fatta con AMTS, dove la gente dalla fermata di Montepo arriverà direttamente all'interno della fiera, proprio davanti ai padiglioni. Scritto EISAN. Il primo autobus AMTS, diciamo che lì fermerà AMTS solo per EISAN. Perfetto, ma a partire da quando? A partire dal 25 mattina. 25, quindi mercoledì. Esatto. Abbiamo detto Mobility Day, ma vogliamo vedere per i pochi minuti che abbiamo che cosa stiamo facendo dal punto di vista di energia pulita, in sostanza da noi, tra solare, fotovoltaico, eolico, geotermico, idrogeno, eccetera. Le cose che più si stanno affermando. Le cose che più si stanno affermando oggi in Sicilia sono gli impianti offshore, di eolico e offshore, di cui la Sicilia diventerà produttrice di impianti eolici offshore. Che vuol dire offshore? Offshore vuol dire degli impianti eolici montati a mare, in acqua, a una distanza molto lontana dalle spiagge, ma verranno montati direttamente sul mare. Li vediamo già in Scandinavia, li vediamo già in Polonia, diciamo, ci sono molti posti che sono... E questo serve a raccogliere... A produrre energia pulita con il vento. Con il vento? No, la Sicilia ha molti impianti già offshore autorizzati, il porto di Augusta diventerà protagonista perché gli impianti offshore verranno costruiti in Sicilia, quindi verrà... Diciamo, avrà una parte importante, e un'altra parte importante noi l'abbiamo grazie ai pannelli fotovoltaici, perché il pannello fotovoltaico oggi viene costruito a Catania. Abbiamo la più grande gigafactory d'Europa, tutti quanti conosciamo, è la Tresan, quindi in Sicilia viene costruito il pannello fotovoltaico e viene distribuito nel mondo. Perfetto. Certo che è affascinante l'idea del vento raccolto, poi io non lo so, ma non è poi che gli ecologisti diranno che si turba... Su tutto ciò che si fa qualcuno dirà che qualcosa turba, però voglio dire, noi qualcosa lo dobbiamo fare per preservare. Certamente, certamente. E invece una questione che riguarda non tanto gli ecologisti, ma più in generale l'opinione pubblica. Si vedono intere aree delle campagne siciliane che ormai sono dominate da pannelli. È vera sta cosa ed è fastidioso o no? È un vantaggio. Allora, è vero, sì, ci sono molti cambi, tra l'altro nasce proprio qui in Sicilia uno dei più grandi campi fotovoltaici in Italia, 265 mega, è vero che ci sono molti pannelli fotovoltaici e molti campi coperti, però diciamo che non tutti i campi in Sicilia sono stati usati per coltivare, quindi molta gente che magari invece aveva dei campi che non usava più per le culture, li ha utilizzati diversamente, ma non solo i campi, oggigiorno ci sono anche le serre fotovoltaiche, quindi molte aziende invece, dove hanno il terreno magari incolto, invece di mettere il classico pannello, stanno rivoluzionando, mettono una serra fotovoltaica e producono quindi sotto. La serra fotovoltaica che differenza c'è rispetto al classico pannello? Perché io una serra fotovoltaica sotto posso produrre. Quello che dicevamo prima. Esatto, quello è l'agrivoltaico, abbiamo anche le serre fotovoltaiche. La città di Vittoria ne è, diciamo, in questo momento attrice, una grande attrice, perché ci sono una presenza di tantissime serre, tra cui circa l'80% per quelli che sono i dati tecnici sono presenti come aziende green. Tutte informazioni molto molto interessanti che potremo approfondire più avanti magari nel corso del programma e nel corso anche del telegiornale. Grazie a Nino Di Cavolo, che è presidente di Sicilia Fiera. Ricordo da mercoledì a venerdì al Polo Fieristico di Sicilia Fiera a Mister Bianco, Hey Sun, ciao, sono la prima fiera dell'energia pulita. Adesso facciamo una breve pausa e tra poco parleremo di Mister Volare. Indovinate di chi? State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia.
Sicilia introduciamo un altro ospite con cui siamo in collegamento, è Giancarlo Governi, che è un autore televisivo molto conosciuto e molto noto. Ciao Giancarlo, benvenuto, anche un giornalista, è coautore con Leoncarlo Settimeli di Mister Volare, edito da Vallecchi Firenze. Avrete già capito di chi si parla e questo ci sembra il modo giusto e anche il modo più bello di introdurre l'argomento. Prego. Di Domenico Modugno che è stato creduto abbiamo un video e Giancarlo Governi, che è il nostro ospite in collegamento, ha detto 20 anni fa, purtroppo alla sua morte, ha detto che Modugno è la linea di demarcazione, quindi che segna, come dire, un cambiamento nella storia della musica italiana. Perché, Governi? Perché c'è un prima di Modugno e un dopo Modugno, come nella storia dell'umanità, prima di Cristo e dopo Cristo. Il paragone è un po' eccessivo, diciamo, anche poi irriverente, però lo facciamo lo stesso perché lui è stato veramente un rivoluzionario. Ha rivoluzionato nel modo di scrivere le canzoni, nel modo di cantarle, nel modo di porgerle, nel modo di gestire anche sulla scena, nel modo di vestirsi. Per esempio tutti quanti venivano in smoking tradizionali, mancava soltanto il frac, lui invece arrivò con uno smoking verde, di colore verde, e poi mentre gli altri cantavano con la manina sul cuore oppure alzando il dito al cielo, lui allargò le braccia nell'intento di volare e fece si presentò in una maniera completamente diversa. E si presentò anche come un cantante meridionale. Era meridionale anche con i baffi, non si era mai visto un cantante con i baffi, e non si era mai visto un cantante con i capelli lunghi come lui. Ecco, quindi... E questo gesto è un gesto che ha convinto e incantato non soltanto gli italiani, ma un po' tutto il mondo, ma soprattutto gli Stati Uniti d'America. È vero, Giancarlo? E quello fu un colpo di fortuna, perché lui una volta in un'intervista alla televisione disse: mio padre diceva sempre che per avere successo nella vita bisogna avere 3 cose: fortuna, fortuna, fortuna. E lui ebbe fortuna, perché un giorno venne, dopo il successo di Sanremo, venne qui a Roma in viaggio di nozze il proprietario di una grande catena radiofonica americana, il quale prima di partire andò in un negozio di dischi e si fece dare un po' di dischi italiani. E ci fu il commesso che gli mise dentro il pacco, ci mise anche Volare. Lui, quando andò, consegnò ai suoi programmatori questi dischi, misero Volare. Quando misero Volare cominciarono a ricevere telefonate, volevano sapere di che si trattava, di rimetterla ancora una volta, eccetera eccetera, dove potevano trovare il disco. Insomma, dopo alcune settimane c'era la Decca che stampava 50.000 copie al giorno. Caspita, e loro amavano questo termine che pronunciavano a loro modo, volare, come è vero, era Mister Volare. No, fu una cosa che mi ha raccontato Migliacci, l'autore del testo, tra l'altro, coautore del testo, che Modugno è autore del testo, che loro stavano al Madison Square Garden, dove Modugno cantava questa canzone, e accanto a lui c'era un pilota con la divisa di pilota di una compagnia aerea americana, che a un certo punto gli dice: che cosa vuol dire volare? E quello gli dice: cosa vuol dire? Dice: tu fly. Lui cantava Volare, che volare era quello che lui faceva in tutta la vita, da anni oramai, certo, da sempre, no? Certo. E non capiva il significato, però gli piaceva la canzone, la capiva, e quindi è stato anche nella lingua una lingua internazionale. Bellissimo, infatti volare, Mister Volare era Modugno. Eppure secondo voi, se ho capito bene, non è la canzone più bella di quella che ha fatto Modugno, forse, ma qual è? Upisce Spada, qual era? No, forse la canzone più bella è quella che cantano tutti in continuazione anche adesso, che è Meraviglioso, no? Meraviglioso, ecco.
una canzone molto significativa, una canzone che forse sembra anche una canzone di fine vita, no? Quindi c'è una riflessione sulla vita. No, questa non è di Migliacci, ma è di Pazzaglia, che è un altro grande amico di Modugno dall'epoca del Centro Sperimentale di Cinematografia, perché Modugno viene a Roma con l'intenzione di fare l'attore, non voleva fare il cantante. E però per mantenersi agli studi, per mantenersi a Roma, andava nelle trattorie e faceva la posteggia, come si dice, cantava. E poi passava e andò un giorno, la trattoria che frequentava di più era quella di Via Margutta, frequentata da artisti, ma anche da attori, da registi, da intellettuali. E queste canzoni che lui cantava in dialetto, diciamo così, calabrosiculo, insomma, che sembravano siciliane, tipo Lupisci Spada, Cavallo Cieco della Miniera, piacquero moltissimo a Walter Chiari, il quale Walter Chiari stava preparando una rivista completamente diversa da tutte quelle che erano state fatte fino a quel momento, tanto è vero che si chiamò Controcorrente, e a fare i siparietti, invece di prendere il solito attore che raccontava le barzellette, prese Domenico Modugno che cantava queste canzoni e lo lanciò anche come cantante oltre che come attore. E poi però anche lui ha fatto tanto cinema e tanto teatro, sempre con accanto la moglie Franca Gandolfi, che non lo ha mai trascurato. All'inizio però, nel vostro libro lo raccontate, Mister Volare, all'inizio del corteggiamento la Gandolfi lo scoraggiava, è vero? Sì, lo scoraggiava perché lui mi raccontò Franca, che lo riportiamo qui nel libro, perché lui si fidanzava con tutte le ragazze che incontrava. E poi a un certo punto lei gli disse: se vuoi fidanzarti con me devi fare le cose seriamente, se no gira vai da un'altra parte, lasciami stare. E lui a un certo punto si innamorò e quindi diventò la donna della sua vita. E ha messo la testa a posto, è vero? Sì, ha messo la testa a posto. Ma qui c'è una polemica cui voi accennate, che Modugno voleva farsi passare per siciliano, oppure gli ascoltatori hanno creduto che fosse siciliano mentre lui era pugliese? No, lui non l'ha mai fatto. Lì c'è lo zampino di Frank Sinatra. Frank Sinatra, Sì, perché allora Modugno è pugliese, la Puglia è lunga, parte dall'inizio, dal Gargano, arriva giù fino praticamente alla Sicilia, allo stretto al mare, no? E naturalmente ci sono tanti dialetti, tante lingue. Lui era nato a Polignano a Mare, in provincia di Bari, dove si parlava una lingua tipo quella che parla Lino Banfi, quella un po' buffa, eccetera, no? Mentre invece era cresciuto dall'età di 4 anni, il padre diventa capoguardia comunale di San Pietro Vernotico, che sta al sud della Puglia, quindi dove c'è un dialetto più duro e più simile a quello siciliano. E lui ovviamente scrive in questo dialetto qua queste canzoni. Un giorno la radio lo invita a partecipare ad un concerto in onore di Frank Sinatra, che poi canterà lui le sue canzoni, e Frank Sinatra, mentre sta ascoltando questi che lo introducono alla trasmissione radiofonica, c'è questo ragazzo che canta una ninna nanna, che lui, di origine siciliana, Frank Sinatra, dice: bella questa canzone siciliana, mi piacerebbe cantarla, se qualcuno me la desse la vorrei cantare anch'io, se non che non riescono a dargliela, però lui la battezza siciliana. La battezza siciliana, a quel punto lui pensa: la Sicilia è molto più famosa della Puglia in tutto il mondo e quindi io sono siciliano.
Eccola qua. Allora, grazie a Giancarlo Governi che ci ha raccontato tanti episodi che conosce direttamente e tante testimonianze tratte dal suo bel libro scritto con Leoncarlo Settimeli, Mister Volare, eccolo qua, edito da Vallecchi di Firenze, proprio a 30 anni dalla morte di Modugno, morto nel 94. E adesso facciamo un'altra pagina di Buongiorno Sicilia con l'almanacco. State con noi. Oggi, 23 settembre, è la giornata internazionale delle lingue dei segni. Celebrata per la prima volta nel 2018, rappresenta un'opportunità per sostenere e proteggere l'identità linguistica e la diversità culturale. Secondo la World Federation of the Deaf, cioè la Federazione Mondiale dei Sordi, sono circa 72 milioni le persone sorde in tutto il mondo. Nel 2020 la stessa federazione lancia una sfida globale che mira a promuovere l'uso della lingua dei segni da parte dei leader locali, in collaborazione con le associazioni e organizzazioni di ogni paese. Che fonti di energie alternative potremmo utilizzare? Avrete sentito parlare di energia idroelettrica, cioè derivante da impianti che utilizzano dighe che frenano il flusso dei fiumi per generare corrente elettrica. Un meccanismo analogo avviene col vento per l'energia eolica, ma nelle regioni vulcaniche è possibile un'ulteriore fonte di energia, quella geotermica. I relativi macchinari mandano acqua fredda attraverso dei fori di trivellazione fino ad un bacino naturale situato vicino a una regione vulcanica. In superficie risaliranno quindi acqua calda e vapore ad alta pressione che azionerà delle bobine e produrrà corrente. Rieccoci insieme, è il momento di Marco Amato. Marco con la sua tazzina, oggi una tazzina col cashmere se non sbaglio. Beh sì, ho scelto il damascato proprio perché questo foliage e questa fantasia di colori mi ricordava l'inizio dell'autunno, quindi buon autunno a tutti. Già, che oggi da qualche giorno è ufficialmente cominciato l'autunno, 21, 23 eccetera. Senti, ho curiosato, ho visto che vuoi parlare di dissing, ma che è siciliano? Churissing? No. Il? Dissing. Quello tra i rapper Tony F e Fedez. Sì, ok. La definizione, tutto quello che finisce in ing in genere non lo amo molto, proprio perché amo molto. Ma io la mia scherzavo, lingua. la mia era una battutaccia. Vai tu. Allora, era una battutaccia, insomma, è assolutamente interessante questa cosa proprio perché mi ha incuriosito, perché conosco i segni zodiacali in quanto ne avevamo parlato prima tra Tony F e Fedez e i loro segni zodiacali. Entrambi sono segni di Venere, quindi un Toro e un Bilancia. Cosa porta mai due segni venusiani a essere così scontrosi, a essere così pieni di tensione tra di loro? Proprio i segni di Venere, che in genere sono i più accomodanti. Ebbene, tutto quello che riguarda la bella Venere mitologica è assolutamente morbido e voluttuoso, ma guai se si tratta d'amore. Tant'è vero che nel mito sappiamo benissimo che le volubilità di Venere e le sue gelosie erano notevolissime. Quindi ecco spiegato perché un Toro e un Bilancia, quando sono in dissidio per qualcosa, aumentano assolutamente il loro grado di aggressività e diventano capricciosi, assolutamente smodati. In questa dinamica chiaramente è chiaro che è da tenere in considerazione anche tutta una serie di faccende planetarie che hanno a che fare con Mercurio e con altri pianeti, ma è proprio la bella Venere che porta zodiacalmente un dissidio come quello che è accaduto tra i due rapper italiani. E come vedete, la logica dei pianeti ancora una volta ci soccorre facendo capo a quella che è la caratteriologia della dea dell'amore, che proprio amorevole non è stata in questo caso no. Assolutamente no. Parlando ancora di stelle, la luna oggi è in Gemelli, per cui è la luna della comunicazione
comunicazione mi piace pensare appunto che sia associata anche al linguaggio dei gesti, proprio perché la giornata oggi dedicata a questa faccenda è assolutamente relativa al fatto di potersi capire. La luna in gemelli è la più comunicativa di tutte e quindi i segni d'aria benissimo, gemelli, bilancia, acquario, che avranno assolutamente voglia di parlare, di battere e controbattere in una maniera assolutamente eccellente e vincente. Se va bene agli aria, va bene anche il fuoco, quindi bene per Ariete, Leone, un po' meno il Sagittario, perché chiaramente se la luna in gemelli è in opposizione, quindi il Sagittario oggi parlerà un po' meno ma agirà di più. Bene Ariete per i dialoghi amicali, bene il Leone per tutto quello che riguarda la riconquista del suo essere e anche tutta una serie di faccende che riguardano un'organizzazione di progetto. Toro, Vergine e Capricorno in terra sono un po' più rallentati, in particolare la Vergine, che con una luna mercuriale tende a voler eludere ancora il confronto diretto, mentre invece il Toro parla di finanze, il Capricorno invece tenta di svicolare e non ne vuole sapere molto dei sentimenti per adesso, mentre invece per ultimi i segni di acqua, i dolcissimi Cancro, Scorpione e Pesci, hanno a che fare con una luna che per il segno del Cancro è una luna un po' emotiva, quindi nostalgia e ripensamenti del passato, e quest'autunno inizia proprio così, con qualche sogno probabilmente non del tutto realizzato. Scorpione invece, la distanza in gradi vi rende esente da tutta una serie di emozioni che proprio oggi non vi saltano addosso, mentre invece i Pesci, sempre per la stessa logica di distanza, hanno una quadratura, quindi oggi i Pesci tenderanno non solo a non parlare, ma è il caso di non parlarli, quindi un'elisione di questo segno zodiacale che invece fa gioco molto positivo a tanti dei loro rappresentanti che oggi proprio non vogliono il confronto. E detto questo, vi auguro un bellissimo autunno con la mia tazza damascata e con una frase che racchiude per me l'autunno. L'autunno è la stagione che ci insegna a lasciare andare le cose. Buona giornata. Bellissimo, grazie. Noi ti lasciamo andare, ma soltanto provvisoriamente. Ci ritroveremo domani con Marco Amato. Adesso è il momento di Emanuela per un'ultima notizia presa dai giornali. Vediamo. Sì, dal Corriere della Sera parliamo di due artisti che si vogliono bene invece, Renga e Nek. Ultimo giro, i due cantanti chiudono i 2 anni di collaborazione. Ci siamo completati a vicenda, rimane l'amicizia. Questa sera saranno al Teatro Arcimboldi di Milano con la parte finale di questo progetto di coppia. C'è anche una domanda su Fedez e Tony F. Erano amici, arriverà anche per voi il momento degli insulti e del dissing? E loro assolutamente dicono: per cultura e modo di fare, se mai dovessimo litigare ce lo terremmo per i cavoli nostri. Ecco, dissing ormai l'abbiamo chiarito, non vuol dire, non è siciliano, cioè dissing è uno scambio di insulti. Va bene, oggi compie 90 anni un grande della musica italiana, Gino Paoli. Tanti auguri, buon compleanno. Per omaggiarlo torniamo al 1961 con Senza fine, che canta con Ornella Vanoni e con la quale vi lasciamo augurandovi buongiorno Sicilia.